10 assessori, 2 consigliere delegate, la nuova giunta regionale tra conferme e sorprese, ci sono Bitonci e Gerosa, ma non Rigonisterna, al suo posto Venturini, vicepresidente Pavanetto che strappa la delega al lavoro a Mantovan. Il luminare della cardiochirurgia, l'assessorato più atteso, tante le sfide, la partita delle liste d'attesa si gioca sull'appropriatezza, dice la carenza di medici, dobbiamo essere attrattivi. Da Bitonci allo sviluppo economico, a De Berti consigliera con la delega delle infrastrutture, i posti chiave al Carroccio, con i meloniani senza la sanità, ma De Carlo è soddisfatto, a noi assessorati strategici. Per Treviso unico posto in giunta con Paola Roma che vince il derby con Sonia Brescaccini e con la sua nomina fa entrare Stefano Marcona al Ferrofini, sociale e casa, temi cruciali, dice la neo-assessora. La giunta e i nuovi equilibri nella Lega, il baricentro decisionale si sposta dalla Marca Zaiana all'area tra Padova, Verona e Vicenza. Il cordoglio della comunità di Gaiarine per la tragica fine dell'84enne morte nello schianto frontale a poca distanza da casa, l'appello del sindaco alla sicurezza stradale. Traffica di interventi del SUEM per assideramento tra i senza dimora a Treviso. Un gruppo di associazioni chiede al sindaco Conte un tavolo urgente sul tema posti letto per tutti. Il decollo dall'aeroporto di Verona e poco dopo lo schianto, esattamente 30 anni fa, il disastro dell'Antonov, 49 vittime nella strage, 5 trevigiane. Il rugby, seconda gara di Challenge Cup e seconda vittoria per il Benetton che a Monigo fa festa coi tifosi battendo i francesi del Perpignan per 44-31. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque partiamo dalla politica, la politica regionale, lo avete sentito perché oggi è stato il giorno della giunta, 10 assessori e 2 consiglieri delegati, prende il via la nuova era Stefani, stamattina dunque la presentazione che vi abbiamo mostrato in diretta sulle nostre emittenti, il noto cardiochirurgo Gino Gerosa è il nuovo super assessore alla sanità, appello del presidente ai neo assessori, fuori le beghe di partito. Ho più volte ribadito l'importanza che gli assessori si occupino esclusivamente della loro attività amministrativa, non si perdano in beghe politiche o partitiche. Quindi gli assessori non potranno, occuparsi di questo, dovranno occuparsi a tempo pieno della loro specifica attività. E questo è il messaggio che risuona tra i corridoi del Palazzo Grandi Stazioni nel giorno delle presentazioni ufficiali. Eccola la nuova giunta regionale del Veneto con i suoi 10 assessori chiamati uno a uno dal presidente Alberto Stefani che inizia calando l'asso un profilo rigorosamente tecnico. Sono onorato di poter dire che il professor Gino Gerosa assume la delega alla sanità, alla programmazione sociosanitaria. Grazie professore, sono onorato della sua scelta. Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama internazionale, dirigente all'azienda ospedaliera di Padova, guiderà quindi l'assessorato più impattante, quello che da solo impiega l'80% delle risorse di bilancio, scorporato rispetto al passato il referato al sociale che va alla trevigiana leghista Paola Roma, che avrà anche la delega allo sport e all'abitare. Sempre dalla Lega arriva Massimo Bitonci, nuovo assessore allo sviluppo economico, unico assente giustificato della giornata, che dovrà lasciare il posto di sottosegretario al Ministero del Made in Italy. L'altro leghista è il vicentino Marco Zecchinato, già sindaco Orgiano. A lui le delega all'urbanistica, enti locali, identità veneta. 5 posti in giunta confermati per Fratelli d'Italia, con il veneziano Luca Spavanetto che diventa il vice di Stefani. Il suo assessorato è pesantissimo, spaziando dal turismo al lavoro, materia quest'ultima che non sarà più della polesana Valeria Mantovan, che resta all'istruzione e alla formazione e si prende la cultura. A Diego Ruzza, già sindaco di Zevio, vanno trasporti e mobilità, mentre Filippo Giacinti, primo cittadino ad Albignasego, si occuperà di bilancio. Da Belluno arriva Dario Bond, anche per lui un super assessorato, agricoltura, caccia e terre alte con relativa gestione dei fondi comunitari derivanti. A rappresentare Forza Italia è la padovana Elisa Venturini, consigliere uscente, un passato da sindaco di Casalserugo, per lei protezione civile e ambiente. Pacta sunt servanda, aveva detto più volte Stefani con riferimento alla spartizione tra alleati e così è stato, ma la questione è anche geografica con l'asse del potere che sembra spostarsi a ovest lungo la direttrice Padova-Vicenza-Verona.
Il baricentro politico di questa giunta si sposta su Padova-Verona o è una giunta equilibrata tra i territori? È una giunta assolutamente equilibrata, nel senso che intanto garantisce la territorialità di tutte le province. Non solo assessori però, con Stefani che ha sfruttato una possibilità normativa, quella di individuare dei consiglieri delegati. La prima è la veronese Elisa De Berti, assessore uscente Zaiana Di Ferro, che continuerà a presidiare le infrastrutture, Pedemontana, Via del Mare, cantieri olimpici, su tutto. E poi Morena Martini, insegnante e sindaca storica di Rossano Veneto, voluta da Stefani per aiutarlo nella partecipazione giovanile. Proprio le politiche giovanili restano in capo al presidente 33enne. Faremo tutto quello che si potrà fare perché il Consiglio regionale e ovviamente la Giunta possa garantire un piano importante di coinvolgimento dei giovani alla politica. E parla già di liste d'attesa e medicina del territorio l'assessore Gino Gerosa. Gli ospedali non sono fatti di mattoni, dice ai nostri microfoni. Intanto si apre la partita delle commissioni e della presidenza del Consiglio regionale. Luca Spavanetto, vice di Stefani, racconta come Giorgia Meloni abbia seguito l'intera partita. Come coinvolgere le nuove generazioni, potrei dire come convincere i medici italiani a restare in Italia e non andare all'estero. Questo è un primo punto cogente, che vuol dire restituire dignità, come dire, sociale ed economica alle tutte le figure, non solamente i medici, non solo i medici, quindi infermieri, tecnici, operatori sanitari che lavorano all'interno del pianeta salute in Italia. Solo trattenendo i camici bianchi in fuga si può parlare di salute, di sistema universalistico. Questa è la convinzione di Gino Gerosa, una vita in corsia come cardiochirurgo e ora nuovo assessore alla sanità. La sua è una fotografia dall'interno. Ci sono tantissimi problemi ai quali bisogna rispondere e dovremo rispondere naturalmente cercando di rendere ancora più efficace il rapporto tra ospedale e territorio. In tal senso nuove tecnologie e intelligenza artificiale potrebbero fare la differenza, anche se il fattore umano, dice Gerosa, deve rimanere predominante. C'è poi la rete degli ospedali. I presidi fissi resteranno tutti. L'ospedale non è una struttura fisica fatta di mattoni, l'ospedale è una struttura fatta di professionalità. Se fossi un cittadino vorrei delle eccellenze e delle professionalità che si prendono cura di me, non dei mattoni. Quindi prima le competenze, i talenti. Esatto. L'altro fronte caldo, quello delle liste d'attesa, con il professore che lascia intendere di essere pronto a chiedere di rivedere criteri e priorità. Nessuno ha la bacchetta magica, ma le rispondo con una parola. Le liste di attesa devono incontrare l'appropriatezza. E su questo si gioca un'importante partita. È una partita con Roma, con il Ministero anche. Ma è una partita che intanto giochiamo qui. Ma sono tante le partite che si giocheranno e che si sono già giocate. Lo stesso Luca Spavanetto, da oggi vice di Stefani, conferma come la leader Giorgia Meloni abbia sempre tenuto il punto. E sappiamo insomma che in primis lei ha sempre il controllo e ha scelto sicuramente le persone migliori per rappresentare la Giunta, come le persone migliori per avere insomma le liste che oggi compongono il Consiglio regionale. Di certo si apre una nuova stagione politica dove per governare c'è bisogno di tutti. L'era Zaia è finita. Lunedì a Palazzo Ferrofini la prima assemblea del Parlamentino regionale con un vertice di maggioranza già fissato per mezzogiorno. Il Consiglio regionale che è stato eletto è già un Consiglio regionale equilibrato, quindi non c'è un gruppo consigliare che può fare maggioranza a sé e quindi perché penso che questo sia utile per avere una maggiore discussione anche su determinati temi, che non significa rallentare, ma significa magari arricchire ancora di più quelle che sono le proposte di legge e le iniziative che arrivano dalla Giunta. Pavanetto, capogruppo uscente proprio al Ferrofini, lascerà il posto quasi certamente al trevigiano Claudio Borgia, e trevigiano dovrebbe essere anche il capogruppo della Lega, ovvero Riccardo Barbisan, attuale vice segretario del Carroccio in Veneto. Quanto a Forza Italia, nei minuti e nelle ore precedenti all'ufficializzazione si sarebbe vissuto uno psicodramma. Roberto Rigoni Stern, dato quasi per certo, è stato alla fine scalzato da Elisa Venturini. La diretta interessata non smentisce né si scompone. Vorrei ricordare che dopo il segretario Tosi, la più votata a livello regionale sono io, che ho preso 8.843 preferenze, quindi a fronte di questo io penso che anche venga in qualche maniera riconosciuto l'impegno, il sacrificio, il consenso che c'è sul territorio. Intanto l'opposizione già cannoneggia, parla di giunta sbilanciata. Jonathan Montanariello del Partito Democratico, Venezia dice è stata messa ai margini e nessun riferimento è stato fatto sulla delega della pesca, e dalla CGIL veneziana si dice che
manca una delega su Porto Marghera, ma chiusa la giunta si guarda al Consiglio e alla sua presidenza. In gioco c'è Luca Zaia, suo vice, l'ex sindaco di Vicenza Rucco, e qui la partita non è chiusa. E andiamo alle reazioni alla nuova giunta di Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma anche la nuova geografia, ne abbiamo già accennato, all'interno della Lega regionale che sposta il suo asse su Padova e Verona, con Stefani che lancia la stagione dei congressi per il rinnovo dei vertici del partito nel territorio. Offre diversi piani di lettura alla composizione della nuova giunta regionale, sia in termini di rapporti di forza tra gli alleati del centrodestra, sia rispetto alla nuova geografia leghista, il cui baricentro si sposta su Padova con vista Verona, lasciando ai margini l'asse Treviso-Belluno. I 10 assessori che affiancheranno Alberto Stefani rispecchiano sì le proporzioni dell'accordo preelettorale, ma i ruoli chiave sono andati al carroccio e non poteva essere altrimenti, visto il risultato uscito dalle urne. Da Atreiu, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo fa buon viso. Gli assessorati di Fratelli d'Italia sono assessorati strategici. Sulla sanità abbiamo fatto un ragionamento insieme alla Lega, si è deciso di convergere su una figura tecnica, appunto Gerosa. De Carlo parla di squadra che rispecchia le aspettative, quelle post voto, non certo quelle della vigilia. Una giunta forte, rappresentativa, con gli esponenti di Fratelli d'Italia, tutti amministratori, tutti con grande esperienza e tutti pronti a dare il loro contributo per intercettare i bisogni dei veneti e risolvere i loro problemi. Una giunta all'altezza delle nostre aspettative, una giunta forte, coesa, che saprà rappresentare il sentire dei veneti per i prossimi 5 anni. Forza Italia dopo 5 anni torna in giunta regionale e sarà ben rappresentata dalla nostra Elisa Venturini, donna e amministratrice di valore con esperienza e radicamento sul territorio. Così il coordinatore veneto di Forza Italia Flavio Tosi, mentre, come era prevedibile, l'amministrazione Stefani apre un nuovo ciclo, quello della Lega padovana e veronese. Il carroccio radicchiocentrico è alle spalle, alla veronese Elisa De Berti però questa classificazione non piace. Allora, io vi sfatto subito questo discorso semplicemente per un motivo, perché c'erano 10 assessori che rappresentavano tutte le province a livello territoriale, ma un assessore regionale non è un assessore provinciale, è un assessore regionale. Sinceramente come assessore regionale uscente mi sento di aver rappresentato in maniera equilibrata, di aver lottato per tutto il Veneto e mi sento di aver fatto l'assessore regionale. Poi Treviso centrico, Verona centrico, Padova centrico secondo me sono discorsi che lascio così a note così di campanile che forse non hanno più senso. Non hanno senso, no. Da Quinto, dove la Lega Trevigiana raduna militanti e sostenitori per l'analisi del voto, rispondono con lo stesso tono Luca Zaia e Mario Conte. Ogni volta ci sono sempre gli stessi commenti. Prima si parlava di giunta troppo spostata su Treviso, ma non lo era. Oggi evidentemente ci sono più assessori padovani, però poi il risultato è che si deve lavorare tutti per i veneti. Direi di finirla anche con questa storia di Zaiani, Bossiani, Salviniani e altre menate del genere, visto e considerato che io non ho mai pensato che il futuro del partito possa essere quello rappresentato dalle correnti. Piuttosto pensiamo a fare in modo di dare risposte ai cittadini. Sono anche convinto che al di là della provenienza, della provincia di provenienza, poi continuano davvero la passione, l'impegno e la competenza, quindi saprà il presidente Stefani trovare il giusto equilibrio anche da un punto di vista territoriale. E sempre da Quinto, collegato al telefono, il neogovernatore Stefani pronuncia uno degli ultimi discorsi da segretario, aprendo di fatto la stagione dei congressi, auspicando, dice, siano il più possibile unitari e celebrati in un clima di coesione. E l'unica presenza trevigiana in giunta, dunque l'avete sentito, è quella della leghista Paola Roma, che guiderà un assessorato di peso come il sociale assieme all'abitare e allo sport, una sfida cruciale per il Veneto. Vinto anche il derby interno, lo possiamo dire, con Sonia Brescaccin, che era presidente uscente della quinta commissione. Ma guardi, io credo che ognuno ha la propria competenza, dobbiamo lavorare di squadra tutti quanti per il bene dei veneti, ma soprattutto perché in un periodo come questo è necessario doverlo fare proprio anche per la situazione economica e sociale che stiamo vivendo. Ecco, il suo primo dossier quale sarà? Perché lo ricordiamo, lei ha la delega al sociale e anche all'abitare, e sappiamo quanto proprio l'edilizia abitativa, la carenza di abitazioni sia un dramma, e lei da sindaco ne sa qualcosa. Certamente, credo che anche uno degli esempi che sul territorio
territorio ha cercato di portare avanti e la Regione ha fatto è proprio quello dell'opportunità di togliere temporaneamente degli alloggi come ERP per metterli a disposizione di situazioni sociali che possono essere dai papà separati piuttosto che alla situazione legata anche agli insegnanti e perché no ovviamente proprio alle persone che hanno un reddito e pur avendolo non riescono a trovare delle risposte. Quindi lavoreremo di territorio cercando ovviamente di non dimenticare che l'abitare è anche costruito dai percorsi di accompagnamento all'abitare che coinvolgono diversi attori del territorio. E la Marca trevigiana incassa così un altro consigliere regionale, il presidente della provincia Stefano Marcon, che subentra proprio a Paola Roma, ma la provincia non resterà sguarnita, la Lega la governerà fino alla scadenza. In virtù della giunta annunciata oggi dal presidente Stefani entrerò in consiglio regionale, quindi è una notizia che mi emoziona perché insomma le emozioni non passano ancorché i capelli imbianchino e questi nuovi ruoli caricano di emozione, caricano di responsabilità e quindi mi approccerò a questo nuovo ruolo con lo spirito di servizio che mi ha contraddistinto in questi ultimi anni. Tutto come previsto, la nomina in giunta regionale di Paola Roma sblocca l'ingresso in consiglio a Palazzo Ferrofini a un altro trevigiano e leghista, Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia, in carico quest'ultimo che terrà fino alle prossime elezioni, avendo indetto strategicamente il voto per il prossimo 1° febbraio. Indizione avvenuta in tempo utile perché Marcon possa rivestire contemporaneamente entrambi i ruoli e sbrigare l'ordinaria amministrazione, senza lasciare, questo il nodo della questione, la presidenza, seppure pro tempore, al suo vicario Roberto Fava, esponente di Fratelli d'Italia, che sarebbe stata mal digerita dai sindaci del Carroccio. Firmare un decreto ad hoc per sostituire il vicario sarebbe stato uno schiaffo agli alleati, ma lasciare loro quella poltrona in una provincia in cui la Lega alle regionali ha sfondato il tetto del 40% sarebbe stato impensabile. Fin qui retroscena, mentre il segretario provinciale del Carroccio, Dimitri Coin, riporta tutto su un piano di pacifica convivenza. Diciamo che l'amministrazione provinciale è comunque in scadenza, scade il 18 di questo mese, per cui le elezioni sono state indette, così come dicevo prima anche per Rovigo in questa data del primo di febbraio. Belluno invece, che alle Olimpiadi andrà un po' più avanti, ma alla fine è una scadenza naturale, e dove verrà individuato poi un presidente che governerà la provincia, l'ente, per i prossimi 4 anni. Tra i papabili il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, ma anche i colleghi di Maser, Villorba e Gaiarine, tutti leghisti. Per i meloniani si fa il nome del primo cittadino di Mogliano, Davide Bortolato, ma il Carroccio può contare su un ampio bacino di voti. La Lega conta su un numero di sindaci numeroso, perché contiamo su 40 sindaci e anche quindi sindaci di città importanti, basta pensare a Treviso, ad altre città comunque sopra i 15.000 abitanti. Poi ci si siederà giù e si troveranno gli equilibri. Ora abbiamo anche un po' di respiro in più dopo il risultato delle ultime elezioni regionali, dove, come dicevo anche in altre occasioni, i cittadini ci hanno restituito quella fiducia che magari ci avevano sospeso nelle ultime elezioni politiche ed europee. Fin qui la nuova giunta regionale e le ricadute nel territorio. Adesso andiamo alla cronaca. Il cordoglio per l'ennesima tragedia della strada a Gaiarine. In questo caso ieri ha perso la vita in un frontale con un'altra auto un pensionato del posto molto conosciuto. Lo schianto frontale lungo la stessa strada del locale gestito dal figlio Silvano, l'impatto violento con un'auto che arrivava dalla direzione opposta, forse per un malore o per una distrazione. Si è spezzata così a 84 anni la vita di Eddo Saccon, pensionato molto conosciuto a Gaiarine, morto nel tardo pomeriggio in via Sacile a Francenigo. Al volante di una Hyundai è finito contro l'auto di una sessantenne del posto, uscita a sua volta ferita dall'incidente. Le 18:45, una zona familiare a Saccon, non distante dalla sua abitazione e dal Sax, il locale di famiglia passato ora a uno dei figli. Lì l'84enne si recava spesso e proprio poco distante da quello che è un punto di riferimento per la piccola frazione si è consumato il dramma. L'invasione di corsia, le cui cause sono ancora al vaglio, lo scontro tra le due vetture, una delle quali è finita fuori strada ribaltandosi nel fossato, le prime chiamate ai soccorritori e il traffico subito in tilt. Quando è stato estratto dall'abitacolo per il pensionato non c'era più nulla da fare.
Sul posto anche il sindaco Diego Zanchetta e l'assessore Valentina Pezzin, che hanno portato ai familiari la vicinanza dell'intera comunità di Gagliarine. Il comune di Gagliarine, tramite i servizi sociali, se c'è qualcosa da fare noi ci siamo. Saranno i carabinieri ora a ricostruire la dinamica del sinistro da depositare in procura. La velocità sì, non credo, e le dinamiche comunque sono il vaglio delle forze dell'ordine, sia stato questo il motivo. Bisogna stare attenti quando si guida, quindi è un appello che continuiamo a fare e ogni tanto lo faccio anche a me stesso. Dobbiamo prestare veramente sempre la massima attenzione, stare attenti perché il pericolo è sempre dietro l'angolo. Balordi che minacciano e importunano le persone per strada e nei negozi. Torniamo nel capoluogo per parlare del disagio, dei timori crescenti nel quadrante di Piazza Pio X. Ogni giorno ce n'è una qua. C'è preoccupazione nel quadrante di Piazza Pio X, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi che allarmano chi in quest'area centralissima della città di Treviso ci abita o ci lavora. Un anno fa l'omicidio di Francesco Favaretto in via Castelmenardo. Quest'estate le scorribande di ragazzi tra plateatici e negozi. Ieri l'aggressività e le minacce di 2 balordi all'interno del Conad di via Risorgimento hanno costretto titolari e dipendenti a barricarsi nel box informazioni per poi spruzzare lo spray al peperoncino in attesa delle forze dell'ordine. La sera prima, nel CAF di via D'Annunzio, un'impiegata è stata minacciata da un uomo molesto entrato nell'ufficio. La signora qua a fianco ci ha chiamato chiedendoci di entrare un attimo in negozio da lei perché c'era un signore che le faceva domande un po' strane, insomma. Si è messa fuori del negozio, non so se a scrivere sui vetri qualcosa, insomma. Per fortuna poi è arrivato anche il signore qua del bar a dare un occhio, dopo un po' è uscita anche la polizia, per fortuna, però. Maria Rossetto, storica ristoratrice dell'Osteria dei Dall'Oro, da tempo chiede maggiore sicurezza. Io avevo chiesto le telecamere, sinceramente, almeno lì sulla mia via. Ad oggi non ho visto niente. Comunque i ragazzi li vedo qua in Piazza Pio X, sono spesso, e vorrei che facessero qualcosa, perché all'inizio, quando mi è successo, c'era abbastanza controlli sia della polizia. Adesso da un mese non vedo più nessuno. Se il titolare del Conad ha fornito a tutte le dipendenti lo spray al peperoncino perché si sentano più tranquille dentro e fuori il negozio, nel quartiere c'è paura, soprattutto tra le donne. Molta, sì, perché la sera comunque qua adesso viene buio presto, in negozio può essere che siamo anche sole, quindi non è per niente tranquillo la zona. A fronte del peggioramento delle condizioni meteo e dell'aumento dei casi di persone costrette a dormire all'aperto, numerose associazioni della città di Treviso, a partire dall'Auser provinciale, hanno presentato al sindaco Mario Conte una richiesta formale e urgente di convocazione di un tavolo tecnico interistituzionale. L'obiettivo della richiesta è affrontare immediatamente la grave emergenza legata alla mancanza di posti letto per l'accoglienza notturna delle persone senza dimora e di molti richiedenti asilo presenti sul territorio comunale, un problema che si ripropone ogni inverno e che quest'anno ha già avuto conseguenze drammatiche. Le associazioni ribadiscono che, come noto, decine di persone sono oggi costrette a trascorrere la notte all'aperto, in particolare nella zona del Park Dal Negro. Il decesso di una persona per ipotermia e i ripetuti interventi del 118 per assideramento rendono, sottolineano, indifferibile l'attivazione di misure straordinarie di protezione. E parliamo della vicenda di 2 sorelle, dell'appello che hanno lanciato dopo aver ricevuto lo sfratto per morosità. Chiedono aiuto per trovare lavoro o per avere un sostegno economico, un caso complesso che comunque il comune sta tenendo monitorato. Siamo a Treviso. Ho scelto, o dovevo pagare l'affitto oppure vivere, perché anche vivere costa ormai, e le bollette e tutto quanto, e allora ho dovuto rinunciare all'affitto. Ho fatto uno sbaglio, di certo, perché avrei preferito pagare l'affitto, e allora mi sono ritrovata con questo debito. Ci hanno già intimato una volta lo sfratto,
d'estate è successo, e adesso questo è il secondo avviso, entro 90 giorni dobbiamo andare via. Sono disperate le due sorelle Marras, Tiziana e Giulia, che vivono in una casa popolare in Viale Italia. Il secondo sfratto arriva il 10 marzo prossimo e non sanno dove andare. Il loro è un caso complesso, abitano a Treviso da 25 anni e negli ultimi 5 hanno perso entrambi i genitori e un fratello, Gianluca, ucciso mentre pedalava sulla Feltrina da una donna moldava che ha perso il controllo dell'auto. A seguito di quel dramma riuscivano ad avere un piccolo risarcimento che però ha fatto lievitare il loro ISEE. Così, quando sono passate dalle case Ater di Via Cisole, abbattute per essere riqualificate, a quelle di Viale Italia, si sono viste aumentare l'affitto a 400 euro e ora hanno un debito che arriva a 5.000. Come a dire, il danno è anche la beffa. Io lavoro, solo io. Da quest'anno ho lavorato in un altro cantiere e guadagnavo 700 euro. Un solo stipendio e basso. Oggi Tiziana ha un part-time che arriva a 300 euro. L'altra sorella è in cerca di lavoro e nessun parente è in grado di aiutarle. Abbiamo chiesto anche all'assistente sociale di inserirle per le cooperative sociali e mi sono rivolta anche al sindaco, ho scritto anche un'email anche all'assessore Manera. Ma non c'è stata ancora risposta, lo dovevano chiedere se si poteva inserire almeno mia sorella in una cooperativa sociale, almeno per poter avere i soldi per pagare almeno il debito, riuscire a pagare rateizzando, diciamo. Una soluzione potrebbe essere quella di raggiungere il Piemonte, dove il padre aveva una proprietà, ma mancano i fondi anche per il solo trasloco. Tiziana chiede quindi aiuto a chi può, un lavoro, un furgone, per non finire in mezzo alla strada. Se c'è qualche persona che ha le possibilità economiche per riuscire a saldare questo debito e riuscire a parlare con l'Ater se possono lasciarci ad abitare qui, altrimenti l'altra richiesta che faccio, anzi la richiesta più che altro è un appello, mi rivolgo a chi ha la possibilità di aiutarci per il trasloco eventualmente in questa casa in Piemonte, se c'è la possibilità di avere un furgone e una macchina che ci porti a me e mia sorella e i nostri gatti fino a questo paese in Piemonte, e almeno lì cercheremo di ricominciare. Intanto l'assessore alle politiche sociali Gloria Tessarolo ci ha confermato che il caso è monitorato anche dai servizi sociali e che nei prossimi giorni ci sarà un confronto con il dirigente del servizio casa per valutare come procedere. Voltiamo pagina, riaperta ieri pomeriggio la circolazione dopo l'ultimazione dei lavori sul cavalcavia in Feltrina a Cornuda, un cantiere da 600.000 euro portato avanti da Veneto Strade in collaborazione con le amministrazioni provinciali e comunali. Ultimati i lavori sul cavalcavia sulla Feltrina in comune di Cornuda, pesantemente danneggiato lo scorso 11 aprile nell'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante che trasportava un escavatore. Con 3 settimane d'anticipo rispetto al cronoprogramma è stato dunque completato l'intervento che ha visto dal 3 novembre scorso la chiusura totale al traffico della provinciale 84 di Villa Barbaro, nel tratto che dal momento dell'incidente era stato regolato a senso unico alternato grazie ad un intervento di puntellamento realizzato da Veneto Strade per garantire la sicurezza del transito sulla sovrastante Feltrina. Avevamo 2 obiettivi, il primo era quello di garantire subito dopo l'incidente comunque la percorribilità completa sulla Feltrina che ha flussi di traffico importantissimi e quindi questo è stato un primo obiettivo. Il secondo è quello di progettare e realizzare adesso l'intervento di ristrutturazione del cavalcavia in tempi molto contenuti. Siamo riusciti a chiuderlo in anticipo rispetto al cronoprogramma grazie all'impegno dei nostri tecnici e della ditta. Il traffico su questa arteria così importante per la viabilità della Marca e tra il Trevigiano ed il Bellunese è stato quindi regolarmente riaperto. 30 anni fa la tragedia dell'Antonov, precipitato subito dopo il decollo dall'aeroporto Villafranca di Verona, 14 le vittime venete, 5 i trevigiani. Singolo emergenza? In località Poiane, in via del Sobuono, sulla campagna, è appena caduto un aereo. Un C-130, credo. Un aereo caduto? Un aereo? Sì, un C-130. Mercoledì 13 dicembre 1995. Sono passati 30 anni, ma il ricordo della strage dell'Antonov è una ferita ancora aperta per i familiari delle 49 vittime, 41 passeggeri ed 8 membri dell'equipaggio. Era la sera di Santa Lucia, fa freddo e nevica sulla campagna veronese. 49 secondi dopo il decollo dall'aeroporto Catullo Villafranca di Verona, il bimotore turboelica Antonov diretto a Timișoara si schianta al suolo e prende fuoco. Muoiono tutti
tutti, 30 gli italiani a bordo, 14 i veneti. Industriali, commercianti, imprenditori, erano gli anni della delocalizzazione delle aziende venete, in Romania in particolare. Tra le vittime anche 5 trevigiani molto noti nella Marca per la loro attività. Il commercialista Guido Galeotti di Treviso, gli imprenditori Franco Cammelli di Montebelluna e Danilo Furlan di Cornuda, l'artigiana Edith Della Libera di Vittorio Veneto, il commerciante Antonio Cagnetta di Arcade. Le cause del disastro, il secondo più grave in Italia dopo Ustica, sono state attribuite con sentenza definitiva al sovrappeso del veicolo, al quale ha contribuito anche il ghiaccio che si era accumulato sulle ali e non era stato sbrinato. Dopo 30 anni di iter giudiziario, lo scorso agosto si è chiusa in Cassazione anche l'ultima partita dei risarcimenti, tardivi e giudicati da sempre insufficienti dai familiari delle vittime. Siamo stati lasciati soli e dimenticati, continuano a ripetere da 30 anni. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. A Treviso, in città, continuano gli eventi legati al Natale, alle feste. Domani, dall'alba al tramonto, oltre 130 espositori a Natale in Borgo, tradizionale appuntamento a Borgo Cavour con bancarelle di artigianato e idee regalo. L'iniziativa, promossa come sempre dall'Associazione Commercianti e Artigiani di Borgo Cavour, verrà replicata anche domenica 21. Il mercatino si snoderà tra il Borgo, via Canova e via San Liberale. Lo sport adesso con la seconda gara di Challenge Cup e seconda vittoria per il Benetton che a Monigo fa festa con i tifosi battendo i francesi del Perpignan per 44-31. Due parole, finalmente, e continuità. 2 vittorie consecutive per il Benetton che fanno tutta la differenza del mondo. Arriva in Challenge Cup, la seconda competizione europea dopo la Champions. Un successo pesante dei Leoni. In questo doppio turno di dicembre, infatti, successo in trasferta in Sudafrica con i Lions e ora il 44-31 con i francesi del Perpignan. Ora Treviso può puntare a pieno titolo al primo posto del girone e a giocare in casa quanti più turni possibile di play-off. Perpignan, ultima nel campionato francese, ha la salvezza come priorità e forse questo ha facilitato il compito del Benetton, ma resta comunque un risultato di grande prestigio. 5 mete a 3 con doppietta di Odogu, 9 punti al piede del ritrovato nazionale argentino Albornoz, 10 di Umaga e un punteggio mai veramente in discussione davanti agli oltre 4.000 tifosi di Monigo. Unici brividi sul 24-20 dell'intervallo, con la meta del centro Poulet e ancor più a inizio ripresa, con il piazzato di Reus per il 24-23. Poi il colpo di Reni di Treviso, le 2 mete di Bernasconi e Mendy e partita chiusa a 20 minuti dalla fine, anche se i francesi non mollano. Sabato prossimo torna l'Urc e a Monigo sarà derby italiano Benetton Zebra. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. E anche qui ripartiamo dalla politica perché Dario Bond, il nuovo assessore regionale all'agricoltura e alle aree alte, l'attesa per conoscere il nuovo esecutivo targato Alberto Stefani si è conclusa, come sapete, questa mattina a Venezia. Abbiamo sentito ai nostri microfoni il neo assessore. Il primo ad arrivare al Palazzo Grandi Stazioni, emozionato come il primo giorno di scuola, Dario Bond, mister preferenze all'ultima tornata elettorale sotto il simbolo di Fratelli d'Italia, è il neo assessore regionale all'agricoltura, alla caccia e alle terre alte. Sì, terre alte e non montagna o aree montane. Un modo, ci spiega il capo ufficio stampa del presidente Stefani, per indicare genericamente la delega che sarà poi esplicitata lunedì prossimo all'atto dell'assunzione ufficiale dell'incarico. È comunque un segnale vero, il primo concreto nei confronti della montagna veneta e bellunese in modo particolare. La lungimiranza di aver individuato una figura che rappresenta tutta la montagna veneta è legata anche ai fondi europei. Non è una montagna senza portafoglio, è una montagna che ha portafoglio e questo secondo me dimostra la grande capacità del nostro Presidente e anche della squadra che lo ha affiancato. È una montagna riconosciuta da poco con una legge dello Stato che ha consentito di accorpare fondi europei finalizzati allo scopo. Io l'appello che faccio è quello di collaborare il più possibile. Non si deve pensare che Dario Bond
perché ha preso tante preferenze, sia l'uomo solo al comando e che risolva tutto. Dario Bond è uno che cercherà di ascoltare tutti e cercare anche di prendere dei grandi consigli da persone che hanno grande esperienza, che la vivono la montagna, l'agricoltura, senza nessuna preclusione. Incalzato sulla specificità di Belluno sancita dalla legge regionale del 2014 che necessita di risorse, Bond si aggrappa alla partita aperta della scadenza delle grandi concessioni idroelettriche nel 2029. La Lombardia ha già fatto molto, anche noi in qualche maniera abbiamo fatto parecchio, lì però serve per la montagna e soprattutto per la provincia di Belluno avere quella liquidità, soprattutto di spese correnti, che serve per attuarla la vera specificità. Infine il primo vero banco di prova, Olimpiadi e Legacy. È una questione che tocca livelli più alti, secondo me, della Regione e che in qualche maniera dovrà essere affrontata parlando con Simico, parlando con diciamo, i ministeri competenti e capendo anche da soggetti privati cosa possono fare per alcune realtà che ci saranno anche dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. E la nomina in giunta di Dario Bond libera un posto da consigliere regionale, pronta a trasferirsi al Ferrofini l'attuale sindaca di Vigo di Cadore e vicepresidente della provincia Silvia Calligaro. Alle elezioni regionali Fratelli d'Italia aveva puntato esclusivamente su Silvia Calligaro, coordinatrice provinciale pro tempore del partito di Giorgia Meloni, esperienza amministrativa alla guida del piccolo comune di Vigo di Cadore, vicepresidente del Galla Alto Bellunese e vicepresidente della provincia di Belluno. E Calligaro fuori in prima battuta, nelle prossime ore entrerà a Palazzo Ferrofini, prima dei non eletti, grazie al posto lasciato vacante da Dario Bond, fresco di nomina nell'esecutiva di Alberto Stefani. Calligaro, per ragioni di incompatibilità, dovrà dimettersi da sindaca di Vigo. Al suo posto fino alla prima tornata utile il comune sarà retto dal vice Gianluigi D'Andrea e decadrà dall'incarico di vicepresidente della provincia di Belluno. Con Calligaro sono di nuovo 3 i rappresentanti bellunesi a Venezia, oltre a Dario Bond anche Alessandro Del Bianco eletto nella lista del Partito Democratico. Da rappresentanti bellunesi sappiano mettere davanti a tutto l'amore per Belluno, annota il presidente della provincia Roberto Padrin, entusiasta per la nomina di Dario Bond, neo assessore alle aree alte, un valore aggiunto per la montagna bellunese. Bipartisan le congratulazioni delle categorie economiche provinciali pronte a collaborare con operatività e spirito di servizio per il bene delle terre alte. Cortina si prepara alle festività natalizie e fa il punto sui cantieri. Questa mattina l'incontro tra il commissario straordinario Fabio Saldini e gli assessori comunali Giorgio Darin e Stefano Ghezze per coordinare i lavori nelle settimane più delicate per il turismo. Prima di Natale riapriranno i parcheggi di Lungoboite e Crignes con un aumento dei posti auto disponibili. In arrivo anche un nuovo parcheggio provvisorio tra la statale 51 di Alemagna e via delle Guide Alpine, che potrà essere parzialmente utilizzabile già a Capodanno. Per quanto riguarda la condotta di abduzione dal Boite necessaria per l'innevamento delle piste in vista delle Paralimpiadi, sono previste chiusure parziali fino a lunedì, poi i lavori proseguiranno senza interruzioni della viabilità. L'inaugurazione è attesa la settimana di Natale insieme alla nuova strada di Lungoboite e via del Parco, opera chiave per la futura viabilità di Cortina. E i lavori alla Galleria del Comelico a Santo Stefano di Cadore dureranno invece più del previsto. Il cantiere non si concluderà nell'ottobre 2027 ma a maggio 2028 con 7 mesi in più di chiusure notturne. Lo ha confermato il Ministero delle Infrastrutture rispondendo a un'interrogazione parlamentare. Per altri 2 anni e mezzo, perciò la galleria resterà chiusa ogni notte dalle 22 alle 6 con accessi limitati solo a pochi autorizzati, una situazione che ha fatto esplodere la protesta degli amministratori locali. Il sindaco di Danta, Corbanese, e il movimento Giovani e Futuro parlano di una scelta inaccettabile e annunciano possibili iniziative di protesta anche in piazza. Il sindaco di Santo Stefano Comis chiede invece aperture notturne durante le gare olimpiche e lo stop ai camion pesanti anche sulla statale Carnica. Il Ministero esclude modifiche sostanziali al cantiere ma annuncia una sospensione dei lavori dal 19 dicembre al 6 gennaio e possibili alleggerimenti della viabilità. La questione sarà al centro di un vertice in prefettura lunedì a Belluno.
Vi ricordo in chiusura che è ripartita la nostra rubrica dedicata alle vostre natività, ai vostri presepi. Vi ricordiamo che basta inviarci un video della durata di almeno 20 secondi realizzato tenendo il cellulare, mi raccomando, in orizzontale. Se vorrete potrete fare anche una breve descrizione del presepe e registrare i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso, lo vedete, 351 1755 340. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. E allora io per questa sera, nel salutarvi, augurandomi naturalmente una buona serata e una buona domenica, vi lascio alle natività realizzate con gesso e pittura a mano dalla famiglia Zara di Castello di Godego, poi i presepi di Francesco e Giulio Cambone di Piavon di Oderzo, Graziella Zuccon di Ponte della Priula e Stefano Artuso di San Bugè di Preganzioli. Arrivederci.